Amici sportivi, ben chiatata alla nostra trasmissione Contadis, trasmissione in marilenghe che conosciamo i personaggi del sport in Friuli. Queste puntate le venute a chiatanus un dei più importanti sportivi, ballonieri che sono in Friuli, Sigfrido Marcatti. Mandi a tutti. Mandi Sigfrido. Perché che non lo conosci, podino dai dos informazioni, certo. Sigfrido. Insomma, è stato un portiere lui, no? Quando al Zuiave, dopo è stato segretario da Udinese di Ballon. Ma quindi, insomma, basta da che informazioni so chi ha giocato in Serie A, insomma, ha fatto tanti lobby. Di due è il partito, lui è di San Giorgio, vero? Io sono nativo di Torviscose, però abito fra il confine di San Giorgio e Torviscose, quindi mi era più facile là a fare le scuole, là a fare sport in quel di San Giorgio. E quindi hai cominciato con le San Giorgine, no? Che è stata le mie prime società, lì che mi sono informato, lì che mi hanno formato. Di lì ho avuto le fortune, come tanti altri, di cui le San Giorgine in quel periodo là era un po' il numero uno dei dilettanti, no? E ho avuto le fortune di là a Reggio Calabria con le regine, Ciacarin di Heinz dal 69, quindi no ieri l'altri, no? Ma andai passato un po'. E di lì sono stato un 4 anni, dopodiché l'ultimo anno l'ho fatto a Cosenza. Cosenza dopo, nonostante avevo vinto 3 anni, quindi ero in Samosoi, sono arrivato all'Udinese e lì forse è stata la più bella avventura che vedi fatti io, insomma, no? I risultati che l'ha conquistato dopo in carriere, insomma, sono campionati. Ma al di là dai campionati, di Alc anche vinti, insomma, no? Tipo una Coppa Italia, una Mitropa, 3-4 campionati. Insomma, talmente piscinin, Alc, insomma, è stato vinto, insomma, no? Dice, di dove nasce la passione per il ballone di Sigfrido Marcatti? Ma dicono che ai miei teams era logico, era normale, no? Altre situazioni dove potevi emergere, dove potevi confrontarsi, non è che erano in tanti, no? Ciacarin dagli anni 60, quindi quasi 12 fruttini, no? O sulle plastici, o all'oratorio, o sui campi sportivi, no? E suonavi a ballone, no? E come che hai avuto io le fortune di poter emergere un ticchinin, come me erano migliaia, insomma, no? E tante volte, diciamo mai che la San Giorgine era proprio una delle più importanti società per fare ballone, insomma, anche per i giovani. Il vivaio della San Giorgine per è così importante? Ma era importante prima di tutto perché era strutturato in modo tale che loro copiavano un momentino tutte le grandi squadre di professionisti, ma dopo avevano anche dei bravi allenatori, rinduci allenatori importanti. Io mi visi che gli ultimi anni lì alle San Giorgine ho avuto un allenatore che si chiamava Valle, là che aveva giocato già alla Juventus, all'Inter, è arrivato alle San Giorgine che aveva fatto allenatore al Zurigo, al Panathinaikos, quindi era di un'esperienza, nonostante l'età che aveva, però l'insegnava. Adesso in tante domande che avrei voglia di fare a Sigfrido Marcatti. Sigfrido, tante esperienze anche dal mondo dal ballone, sempre anche con l'Udin, ma è una partita, magari una situazione che si riguarda con piacere, qualche rigore parato, non sai. Dio, sarebbe logico che cercherà di che più belli, più importanti, là che magari si avvente, però io ritengo che una in particolare mi è restata e che io ne partite negative. Processi dei quali si sente che robe negative. Sì, esatto, in Coppa dei Campioni ho visuato contro il Pau di Salonico che a Stadio Friuli e lì è stata una partita disastrosa. Il direttore di gara che aveva un attimo un po' di robi sapuesti, invece l'ha perduto il ciaf e lì è venuto fuori alla fine una gazzara, la che scugnuccia palo e menalo fuori dal campo perché sennò l'Int lo massacrava. Insomma, c'è arbitro che si riquadra il nome dall'arbitro, magari sono no, come mi sfugge il nome, però
i giornali, le giornate dopo, tant'è che la FIFA dopo lo ha anche sospeso per diversi mesi per queste situazioni. Sigfrido Marcati, le mie fondi, il Torviscoso, insomma, vi dite prima dal confine tra Torviscoso e San Zos, ma come è possibile che un giovane di Torviscoso arrivi all'Udin a giocare? Difficile. No? Ma, Dio, se consideriamo il fatto stesso, no? Come si cercare che a livello professionistico siano che arrivi ogni 18.000, no? Che scommessi. Sì. Quindi la statistica? Uno ogni 18.000 si sente, non le statistiche, quindi è tanto difficile, no? Però che secondo me è il mance che sono i basi fondamentali che vengono in estriani, che arrivano dagli anni 60, no? Sì. Là che era tante fan, tante voci di venire fuori, al di là dopo dei valori che uno aveva o meno, no? Ma dopo erano i valori che aveva in Trenti, no? Insegnamenti dai nonnos, dai pari, no? E questi partivano a fare veramente robe eccezionali, no? Sì, sempre in un contesto là che rintanci come noi, io dico, io sono stato uno dei fortunati come me tanti altri, perché una volta era tante quantità e tante qualità, no? Quindi come me, come tanti altri, potevano sicuramente fare che i fatti io, insomma. Sì, no? sì, sì. Il portiere più forte che è venuto a Udin, secondo lui? Ma si può dare disità in noi, ma secondo il mio parere è l'ultimo che è Andanovic, là che l'ha dimostrato veramente di essere all'altezza e lo sta dimostrando come all'Inter, insomma. No? Diciamo che come i portieri hanno caratteristiche diverse di che aveva i suoi, no? Quando giocava lui. Ma di certo, come... Lui era Madons, come... Sì, come già a che ruolo lì poi hanno di essere 2 metri se passa per 90 kg, no? Sì. Minimo, no? E così anche in chi su Olor, no? Sì. E invece ai miei team, io mi ricordo, io ero un mingerling, avevo 72 kg, sono 80 di altezza, no? Sì, sì, sì. Però sono stati sportivi anche più piccoli di me e più grassi di me, tipo un Siar Velutini che l'ha giocato al Messina, l'ha giocato in Serie A tanti anni, era uno anche dei migliori. Sì, sì. E quindi, però delle piccole. Però in che team là aveva bene anche quel tipo di portiere lì, insomma, no? Vinchiamo un paio di minuti, Sigfrido, c'è facile voi, Sigfrido Marcati, le impegnate sempre dal mondo al ballon o non dorme dal mondo al ballon? Dio, le passioni dal ballon, da sport, è restate chiaramente, no? Come un par di anni che sto dando una mano lì a Rivignan, all'amico presidente Claudio Paroni, sì. Ho parte il mio contributo di esperienze, non grandi robe, però se che può dare lo faccio volentieri, insomma, no? Al di là di chi, però dopo hai anche le vite comuni, le vite normali di ogni giorno, no? E se lo di coinvolgermi anche in paese, facendo prima di tutto un po' di volontariato, no? Quindi io il mercoledì mattina andai in miei giornali, là che voglio fare questo volontariato e mi sento veramente psicologicamente appagato di queste robe. Sì. E in più sono coinvolto in una società, un'associazione culturale, la che cercheremo di teatro, di prosa, di poesie, di pitture, di scavi. Sempre coinvolto insomma dal mondo anche da solidarietà. Certo. Un'ultima roba, un insiun che ha lui, si dice insiun a cassetta, di fa dal mondo al ballone. Dio, io mi sento appagato di sé che hai fatto, o sono anzi contento, ho avuto le fortune di poterlo fare. Non hai sons particolari là che così, ma forse così, forse colà. No, mi sento appagato, sinceramente. Ma alle biele senti anche le persone come Sigfrido, bene, senti che roba qui. Allora, io starei solo a sentire, a fare le persone come Sigfrido, le esperienze che hanno avuto, la possibilità che hanno di consigliare, di dare proprio i loro aiutori, anche ai giovani magari, per tirare su, però insomma il team che cade Sigfrido. Mi promette che si torna a chiattare un'altra volta per fare proprio di Sigfrido, della sua esperienza, anche per far conoscere a che non lo conosci, Luce che l'ha fatto. Ben volentieri. Ben volentieri. E allora, grazie a Sigfrido Marcati e grazie a voi per ascolto. Si vediamo alla prossima puntata di Contadis. Mandi. Grazie, Mandi.